I controlli, le sanzioni sono di competenza esclusiva delle forze dell'ordine, ma ci mancherebbe altro. No agli sceriffi. Il punto fermo del Viminale è chiaro: per stoppare le polemiche sugli assistenti civici c'è il via libera del governo dopo ore di tensione per la fuga in avanti nella stessa maggioranza. Sarebbe stato utile che la ministro Lamorgese, insomma, quindi il Ministero dell'Interno, fosse coinvolto prima, però cosa vuole? Quando si lavora si possono anche fare degli errori, non penso che sia stata una volontà di sgarbo istituzionale. Una cosa però è certa per il Ministero dell'Interno: non possiamo parlare di ronde, di sceriffi. Volontari per mera utilità sociale, fare informazione, dare una mano ai comuni in questa fase delicata post-lockdown, ma con il rischio reinfezione. Se un parco giochi, c'è una limitazione di entrata di non più di 30 bambini, faccio per un esempio, chi è che fuori dal cancelletto del parco giochi controlla e dice no, un attimo, sono già 30, oppure sì, può entrare perché il numero. Ecco, dei volontari che devono essere ovviamente riconoscibili, che prestano 15-16 ore alla settimana gratis, che al massimo la pubblica amministrazione e lo Stato se ne farebbe carico, paga l'assicurazione, perché se uno insomma cade è giusto che sia assicurato, ma non so se mi sto spiegando, solo così, altrimenti non funziona. Figure che, sostiene Variati, dovranno essere gestite localmente. La mia idea è che la selezione, la formazione, insomma, deve essere in capo ai sindaci, no? Ma visto che devono operare all'interno del territorio comunale, i sindaci sono i riferimenti. Ministero dell'Interno impegnato anche in queste ore nella partita elezioni amministrative e quello Election Day del 20-21 settembre che non piace ai governatori e al centrodestra, ma secondo Variati quella data è l'unica possibile. In modo che la presentazione delle liste dei candidati avvenga dopo Ferragosto, quindi senza impattare su Ferragosto. Arriviamo al 20, il ballottaggio ad esempio per Venezia, se ce ne sarà bisogno, e per un altro centinaio di comuni italiani, potrebbe svolgersi nella domenica e lunedì 4-5 ottobre. Chiudiamo la partita delle elezioni mentre ancora c'è buona stagione e ancora deve arrivare il freddo.